Palazzo Te è stato ed è per l'Italia, non solo per la nostra città, un luogo, un laboratorio anche di innovazione nell'ambito culturale. Qui sono nati quelli che oggi chiamiamo il format delle mostre in Italia, nacque qui con la grande mostra di Andrea Mantegna, poi la mostra dell'89 di Giulio Romano, e in questi anni abbiamo proseguito con questa volontà di costruire alleanze internazionali con i migliori musei del mondo. La mostra che oggi inauguriamo rappresenta anche questo, rappresenta la credibilità dell'istituzione che abbiamo costituito, di Palazzo Te, nel rapporto internazionale con i grandi prestatori di opere d'arte, ma rappresenta anche la volontà di fare di questo luogo, gli investimenti che abbiamo fatto e stiamo facendo lo testimoniano, luogo della quotidianità dei mantovani. Io sono convinto che sempre di più, a maggior ragione in questo tempo, in questa Europa, investire e spingere sulla cultura è fondamentale. Farlo diventare non solo uno dei motori dell'attrattività, dell'innovazione, anche dell'economia di un territorio, ma riprendere il tema dell'educazione, del senso civico, di come si sta insieme. Ecco, noi vorremmo che questo anno che celebra i 500 anni di Palazzo Te significasse anche questo. L'idea che attraverso la cultura non solo abbiamo costruito la nostra civiltà, ma attraverso la cultura noi siamo in grado anche di tenere unite le persone. Abbiamo un programma ricchissimo, ma anche gli altri anni sono stati molto ricchi, ma quest'anno particolarmente. Questa mostra è l'inizio di questo ricordo dei 500 anni e soltanto il titolo, lo spunto, no? Dal caos al cosmo ci fa volare molto alto. Speriamo che non sia dal cosmo al caos, visto che abbiamo un sacco di prenotazioni, per fortuna nostra, e abbiamo delle opere straordinarie che secondo me rappresentano bene l'inizio di un anno molto fecondo e commemorativo. È come un percorso che io ho letto in chiave delle Metamorfosi di Ovidio, questo grande poema del I secolo d.C. che proprio parla della metamorfosi. Ma perché le Metamorfosi di Ovidio? Beh, perché innanzitutto il palazzo, diciamo il percorso del palazzo, quello storico, parte proprio dall'appartamento delle Metamorfosi e poi si prosegue. Ma la scoperta che ho fatto poi, ritornando a Palazzo Te, dopo tante volte, perché lo conosco bene anche da prima, ho visto che veramente il percorso è un percorso legato al poema di Ovidio, e quindi la sala con il sole e la luna, il che vuol dire che c'è una citazione precisa di quella che Ovidio definisce la casa del sole. Quindi c'è questo rapporto molto interessante, i temi sono vari e quindi nelle varie sale le opere che sono state inserite non fanno che ampliare e definire i vari temi che sono presenti in questo palazzo, e sono presenti anche al rapporto alla committenza dei Gonzaga, di Federico II, al rapporto con Carlo V, eletto imperatore nel 1530, proprio quindi in quegli anni, e quindi qui abbiamo la possibilità, abbiamo avuto di far rivivere degli eventi che sono avvenuti nella storia attraverso le opere. Questa mostra celebra la risonanza del mito della metamorfosi, dei miti collegati alla letteratura di Ovidio nel tardo Rinascimento, e quindi più o meno nell'epoca in cui Giulio Romano opera. Fa vedere come Correggio, Tintoretto e poi più avanti Rubens e Poussin vengono tutti contaminati da questo recupero del mito e della letteratura latina che Giulio Romano elegge a guida principale della sua costruzione, del suo progetto.